Importante rivelazione di un'anima del purgatorio. Salve a tutti amici, oggi torniamo a parlare di un argomento che credo interessi a molti, che mi scrivete sempre tantissimo quando si affronta la tematica relativa alle anime del purgatorio. Abbiamo già visto come sia importante far celebrare, far dire delle messe in onore delle anime del purgatorio, almeno una volta al mese, facendo la chiamata in generale per tutte le anime del purgatorio e poi per i propri cari, insomma per le persone che si desidera vadano presto in paradiso. L'importanza della Santa Messa per le anime del purgatorio è stata sottolineata da più santi e da più sacerdoti, solo che oggi aggiungiamo un piccolo particolare, ecco, un episodio molto significativo, che è la rivelazione che un'anima ha fatto circa una determinata invocazione che quest'anima voleva fosse fatta proprio durante la messa, appunto, in sua memoria. Ma andiamo per ordine. Padre Pio a questo riguardo diceva: se si sapesse che gioia dà ai nostri morti la comunione fatta per loro, sono sicuro che i fedeli andrebbero ogni giorno a messa. E San Girolamo diceva durante la celebrazione della Santa Messa: quante anime vengono liberate dal purgatorio, quelle per cui si celebra non soffrono, accelerano la loro espiazione e volano subito in cielo, perché la Santa Messa è la chiave che apre due porte, quella del purgatorio per uscirne e quella del paradiso per entrarvi per sempre. E diceva e aggiungeva a tal proposito il santo curato d'Ars: tutte le buone opere prese insieme non possono eguagliare il valore di una Santa Messa, perché sono opere di uomini, mentre la Santa Messa è opera di Dio. Quando San Giovanni d'Avila era sul letto di morte, i suoi confratelli gli chiesero cosa desiderasse di più dopo la sua morte. Il santo prontamente rispose: messe, messe, nient'altro che messe. E San Girolamo scriveva che per ogni messa devotamente celebrata molte anime lasciano il purgatorio e volano in cielo. Il sangue di Gesù come suffragio per le anime del purgatorio infatti è il mezzo più efficace per salvare le anime del purgatorio. E un caro amico del beato Enrico Suso gli apparve molto angosciato in una visione dal purgatorio e lo rimproverò dicendogli: le tue preghiere e penitenze non mi bastano, ho bisogno del sangue di Gesù. Infatti è col sangue di Gesù che paghiamo i debiti dei nostri peccati. Ma ecco adesso all'episodio che più ci interessa. Un monaco cistercense apparve a un amico sacerdote subito dopo la sua morte e gli disse che sarebbe stato liberato dal purgatorio se durante la Santa Messa il sacerdote avesse raccomandato la sua anima a San Michele. Quindi ecco l'importanza durante la Santa Messa in onore delle anime del purgatorio che l'anima del defunto e tutte le anime del purgatorio vengano raccomandate a San Michele. Il sacerdote accondiscese a questo desiderio ed egli, insieme ad altri che erano presenti, ebbe la consolazione di vedere l'anima dell'amico portata in cielo da San Michele Arcangelo. Si racconta che un certo sacerdote un giorno, mentre offriva il santo sacrificio per i defunti, raccomandasse in modo particolare alcune anime pronunciando le parole: il principe degli angeli San Michele le conduca alla gloria del cielo. Nello stesso tempo vide il glorioso arcangelo San Michele discendere dal cielo nel purgatorio per liberare quelle anime e condurle in paradiso. Invochiamo dunque questo glorioso principe delle schiere celesti e chiediamogli di liberare tutte le anime sante del purgatorio.